Botta e risposta a distanza tra il direttore generale dell'US2 Benazzi e alcune liste civiche trevigiane che hanno redatto un dossier sulla privatizzazione della sanità pubblica. Falsità attaccano i vertici dell'azienda. Smog, primo giorno di allerta rossa a Treviso, divieti ma anche molte deroghe. Il nostro viaggio con la polizia locale in pattugliamento per controllare eventuali irregolari. Una conduttura principale a San Martino di Colleumberto tranciata da un mezzo agricolo, disagi in numerosi comuni della sinistra Piave rimasti senza acqua, l'intervento di Piave Servizi. Sarà riallacciato nelle prossime ore il gas alla tessitura Monti, dove in questi giorni alcuni reparti, nonostante il freddo, hanno continuato a lavorare, oggi assemblee in fabbrica. Guida senza patente, tenta di sfuggire alla polizia, nei guai un trentenne bloccato a Treviso e sanzionato con oltre 5.000 euro, denunciata anche la ragazza che si trovava con lui. Il dibattito a Treviso dopo la presentazione della mostra evento di Van Gogh a Padova a cura di Marco Goldin. L'assessore regionale Caner auspica una ripresa del dialogo con Casugana Goldin, mai dire mai, ma restano pareri discordanti. Nasce l'associazione che gestirà tutti gli aspetti dal turismo all'urbanistica delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Il 22 gennaio a Conegliano la firma dell'atto costitutivo. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura i temi della sanità con il botta e risposta tra il direttore generale dell'US2 Benazzi e alcune liste civiche trevigiane. Sul tavolo la privatizzazione della sanità. Non c'è stato un incremento da parte del pubblico in termini di budget verso la sanità privata accreditata. Dal 2010, anno in cui noi abbiamo i riferimenti, ad oggi c'è stata una riduzione addirittura dell'8,9% per quanto riguarda il budget che il pubblico dà al privato accreditato. Mette subito in chiaro una cosa il direttore generale dell'US2 Benazzi, che ribatte punto per punto ai temi affrontati in un dossier da un gruppo di liste civiche trevigiane sullo stato della sanità pubblica e privata. Nel documento si parla di una sempre maggiore privatizzazione del sistema sanitario veneto. Trasferire risorse pubbliche dalla sanità pubblica alla sanità privata significa minori prestazioni per i cittadini a parità di costo per la Regione. L'US2, dati alla mano, spiega come nel 2010 il fatturato liquidato per l'assistenza ospedaliera nel privato fosse di circa 51 milioni di euro. Nel 2019 si aggira intorno ai 41 milioni di euro, con una diminuzione di quasi 9 milioni. Nel loro dossier le liste civiche tirano poi in ballo il pronto soccorso che aprirà la Giovanni XXIII di Monastiera come esempio emblematico. Che fiducia posso avere io cittadino nella efficienza e nella efficacia di questa sanità pubblica, se neppure l'intervento di primo soccorso, di primo intervento mi deve essere garantito attraverso i privati. L'US2 ribatte spiegando come gli accessi al pronto soccorso di Monastier saranno pari a circa l'8% di quelli complessivi di tutta la provincia, quindi una percentuale minima, ma sufficiente a garantire i tempi di attesa fissati a livello nazionale e a dare ossigeno a Treviso. Per alleggerire gli accessi, soprattutto codici bianchi e verdi, ma non solo, anche i rossi per la traumatologia ortopedica. Altro tema affrontato nel documento è quello della progressiva diminuzione di investimenti sul territorio. Andremo tra febbraio e marzo a partire con l'ospedale di comunità di Treviso, ma anche con quello di Castelfranco, con quello di Vittorio Veneto, Conegliano. Dito puntato anche sugli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto con il numero di apicalità in calo. Dell'area soprattutto di Vittorio Veneto e anche di Conegliano, che sta subendo un progressivo ridimensionamento, perché appunto molti servizi sono stati trasferiti, anche servizi di tipo preventivo, di prevenzione, sono stati trasferiti a Treviso. Schede 2013 e schede 2019 le apicalità sono le medesime. Perché? Perché si sono inserite due OSD, che sono comunque delle apicalità, unità operative semplici dipartimentali. Il direttore Benazzi non ci sta a sentir parlare di una sanità pubblica sacrificata a favore del privato. La sanità pubblica non corre nessun rischio assolutamente, tant'è che le schede 2019 mantengono i servizi, anzi li vanno a potenziare nella modernità. Smog, è scattato il livello di allerta rossa in città Treviso, 150 i veicoli controllati dalla polizia locale per verificare l'osservanza dell'ordinanza anti-inquinamento, sanzionati 2 automobilisti. Dall'8 gennaio a oggi 6 le sanzioni, ma abbiamo documentato uno di questi controlli dinamici. Vediamo.
È una tecnica nuova che stiamo adottando in questi ultimi giorni, si tratta di appunto controlli dinamici, la pattuglia circola sul territorio comunale e attraverso un tablet presente all'interno del veicolo di servizio controlla le targhe che possono sembrare quelle più sospette per il mancato rispetto dell'ordinanza e se del caso procede a fermare il veicolo. Emergenza smog, primo giorno di allerta rossa, stop anche ai veicoli commerciali diesel fino al modello Euro 4, sia in centro che nei quartieri controlli della polizia locale per verificare che l'ordinanza venga rispettata. La multa in caso di inosservanza è pesante, 164 euro, con rischio di sospensione della patente da 15 a 30 giorni se la violazione viene ripetuta entro 2 anni. Lo screening della targa consente di individuare i veicoli non autorizzati, come accade pochi minuti dopo l'inizio del pattugliamento a Santa Bona. I vigili verificano il perché il conducente circoli con un'auto che non dovrebbe entrare in territorio comunale e poi lo lasciano andare. In questo caso nessuna sanzione è stata staccata in quanto l'utente, era un insegnante, aveva tutta la documentazione a bordo e dimostrare che poteva in questo momento circolare. Quindi con l'autocertificazione in base all'ordinanza nessuna sanzione è stata elevata. La pattuglia ritorna verso il centro, ci si aspetterebbe che qui ci fosse più attenzione rispetto ai quartieri dove la possibilità di farla franca è maggiore e invece no. Tant'è che effettivamente le ultime 2 sanzioni sono state elevate proprio in queste zone. All'altezza della stazione una nuova verifica, anche questa con esito negativo, ma il successivo controllo di un furgoncino finisce diversamente. Ordinanza antismog rispettata, visto che a bordo sono in 3, ma niente cinture di sicurezza. Continueremo finché naturalmente ci sarà tutti i livelli di attenzione, sia quello arancio e soprattutto quello rosso, e continueremo tutti i giorni, tutti i turni. Ogni mattina ci sono 2 pattuglie, al pomeriggio ce ne sono altre 2, quindi tutte le pattuglie sono impegnate per fare questi tipi di controlli. Allerta rossa che ha costretto allo stop anche i veicoli a gasolio commerciale, un sacrificio che va fatto, dice il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, ma di contro le aziende andrebbero incentivate a rinnovare il parco mezzi, mentre lo stesso Pozza va giù duro sullo scontrino elettronico che mette in ginocchio gli esercenti. Sentiamolo. Sacrificio accettabile, però bisogna ovviamente sostenere anche questo sacrificio. Nessuna crociata contro i provvedimenti antismog, contro madre natura non si va. In ballo c'è la salute di tutti, ma per Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, le aziende vanno aiutate ad adeguare macchine e furgoni alle politiche anti-inquinamento. Bisogna rigenerare un po' quali sono il parco macchine delle aziende, dovrebbero esserci delle politiche fiscali per accompagnare il cambiamento dei mezzi, perché altrimenti la tipologia che noi abbiamo di piccole e di micro imprese, con una pressione fiscale così alta, con costi burocratici che ci sono a gestire un'azienda, non riescono a sostituire i mezzi già esistenti. E di un sostegno le realtà medio-piccole necessitano anche su un altro fronte, l'introduzione dello scontrino elettronico che sta mettendo in crisi il mondo del commercio, e su questo Pozza è durissimo. Lo considero un omicidio di Stato perché stiamo vedendo tutti i giorni, proprio dai giornali, dalle fonti di informazioni, che ci sono chiusure quotidiane. Poi ci troviamo in un'area dove la fibra ottica, internet e tutto quello che ne consegue per essere attaccati a questo strumento non ci sono o sono molto deboli, e quindi c'è una responsabilità, c'è dei costi da sostenere. Purtroppo non c'è coscienza di quello che un imprenditore vive nelle difficoltà quotidiane. Lo sostengo e continuo a dirlo, i nostri politici dovrebbero fare almeno un mese all'interno delle imprese per capire come si conduce un'impresa, quali sono i costi sia in termini economici ma anche in termini di sforzi fisici e mentali. E sul tema dello scontrino elettronico va giù duro Cesare De Stefani, il titolare dell'ormai arcinota Osteria Senz'Oste, che ieri sera a 20:10 ha ribadito la sua battaglia e in merito alla lotteria dello scontrino lancia un messaggio preciso alle istituzioni. Io spero che dopo questa trasmissione... Questa sera diciamo che erate un bel colpo. Provino a creare giustamente la situazione per cacciarmi, e naturalmente io questo l'ho messo in conto, e come tutte le cose quando intraprendo una battaglia penso anche poi alle conseguenze e quindi mi preparo. Io spero che anche con questo mio discutere si rivaluti. Poi se lo Stato, se la pubblica amministrazione, se la politica lo pensa opportuno, per me lo può fare. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo
che come imprenditore, come piccolo gestore, come esercente, come barista, non mi si chiede di dedicare un secondo e un centesimo. Un secondo di tempo non me lo devono prendere e un centesimo di nessuna natura, anche di natura di assistenza ai sistemi software, perché molto probabilmente con i milioni di dati che dovranno essere inviati non vorrei che il mio sistema software ci fossero problemi. Quindi, per me possono anche proseguire. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, né mio né del mio personale, né un centesimo di costo. Dal mondo del commercio a quello del lavoro, con il Tribunale fallimentare di Milano che ha dichiarato insolvente l'Euronix Galimberti, la catena di negozi a marchio Euronix che conta 11 punti vendita tra Lombardia e Veneto, e ha nominato un commissario straordinario che avrà 30 giorni di tempo per elaborare una relazione da presentare al giudice Sergio Rossetti. Solo dopo il Tribunale potrà dichiarare aperta la procedura di amministrazione straordinaria. L'Euronix Galimberti verrà ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria qualora le osservazioni del commissario mettessero in luce la possibilità di concrete prospettive di recupero. I punti in Veneto sono numerosi, nel Trevigiano c'è quello di Resana. E sarà riallacciato nelle prossime ore il gas alla tessitura Monti di Maserata, dove in questi giorni alcuni reparti hanno lavorato al freddo. Oggi diverse le assemblee in fabbrica. Io posso capire Leni perché giustamente anche lui ha guardato casa sua, però effettivamente ha messo in ginocchio 250 persone e per noi è stato un grosso colpo. Un colpo duro, durissimo. La sospensione della fornitura del gas alla tessitura Monti ha comportato uno stop per diversi reparti, altri sono andati avanti a oltranza sfidando il freddo. Sono venuti a lavorare tutti gli uffici, il magazzino, poi è venuto a lavorare una parte del campionario, 4 persone, e vari capi per poter mandare avanti anche le spedizioni. Tutti i lavoratori, bisogna dire, sono stati bravi perché comunque una parte è a casa, una parte sta continuando a lavorare al freddo e noi siamo ottimisti e stringiamo i denti e andiamo avanti. Le lavoratrici della Monti vanno avanti quindi come sempre, più di sempre, nei giorni in cui il commissario giudiziale sta ultimando la relazione che consegnerà al Tribunale di Venezia, dove dirà se lo stabilimento ha le carte in regola per cercare un nuovo acquirente. Le strade continuano a essere due, diametralmente opposte: commissariamento straordinario o fallimento. È chiaro, noi quello che stiamo facendo in questo momento è quello in ogni caso di preservare i posti di lavoro e permettere all'azienda che vada in amministrazione straordinaria. Sono molto più fiducioso oggi rispetto a ieri, perché nonostante le avversità, le cose che vanno male, queste persone si sono dimostrate non solo con un grande senso di responsabilità, ma con un grande senso di appartenenza. Intanto i sindacati hanno incontrato i lavoratori nel corso di 2 assemblee. I rubinetti del gas saranno riaperti e si tornerà alla piena operatività. L'azienda ha già provveduto e pertanto speriamo che per domani o massimo giovedì tutti quanti rientrino al lavoro. E le lavoratrici sono pronte a garantire ancora una volta la produzione. Noi non abbiamo mai fatto sciopero, abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare. A causa di un incidente, la condotta adduttrice principale di San Martino di Colle Umberto ha subito in mattinata un danno consistente. La tubatura è stata tranciata infatti da un mezzo agricolo. Le squadre di Piave Servizi hanno sospeso l'erogazione dell'acqua per intervenire. Sono stati coinvolti i comuni di Colle Umberto, Mareno, Codogné, Vazzola, Cordignano, Orsago, Gaiarine e parte di Fontanelle. Successivamente anche San Fior, San Veneziano e Sarmede. Alle 18:15 fa sapere Piave Servizi la riparazione è stata effettuata e conclusa. Le squadre hanno riaperto l'acqua con cautela per evitare ulteriori problemi. L'acqua quindi sta tornando alla normalità. Nel corso della nottata il servizio sarà ripristinato completamente anche per quanto concerne la pressione. Guida senza patente, tenta di sfuggire alla polizia a Treviso, multa record 5.370 euro per un trentenne. Stava guidando una Renault Megane lungo viale Brigata Marche quando alla vista della polizia ha tentato repentinamente di cambiare direzione di marcia, atteggiamento che non è passato inosservato. Un'altra volante è riuscita ad intercettare e bloccare l'auto con a bordo 2 trentenni. Alla richiesta dei documenti l'automobilista ha spiegato che non li aveva ed ha fornito ai poliziotti false generalità. I 2 sono stati quindi portati in questura. All'interno della tasca del giubbotto della donna, una trevigiana, sono stati trovati i reali documenti dell'uomo residente
residente a Dolo. Entrambi sono stati denunciati per concorso in false attestazioni a pubblico ufficiale. Inoltre l'automobilista è stato sanzionato per guida senza patente, documento che non aveva mai conseguito, e numerose violazioni al codice della strada. Multa di 5.370 euro. La gestione futura delle colline UNESCO, a cominciare dal piano turistico e da quello urbanistico, sono i primi adempimenti ai quali sarà chiamata l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nel nuovo ente di gestione che nascerà ufficialmente mercoledì 22 nell'Istituto Cerletti di Conegliano. Ad annunciarlo il presidente della Regione Luca Zaia, primo sottoscrittore dello statuto del nuovo ente. L'Associazione per il Patrimonio delle Colline, dichiara Zaia, sarà il volano e al tempo stesso il guardiano al quale affidiamo lo sviluppo di questo territorio. La questione del master plan dell'aeroporto di Treviso all'ordine del giorno dell'incontro tra l'assessore regionale Caner e il sottosegretario all'economia Baretta. Chiedere un confronto su questo tema lo stesso Caner che parlando di sviluppo turistico auspica un ritorno a Treviso delle grandi mostre di Marco Goldin. Aeroporto di Treviso, snodo fondamentale per lo sviluppo turistico della Marca, ma altrettanto importante è mitigarne l'impatto sul territorio, a cominciare da chi vive a ridosso dello scalo. Per questo motivo l'assessore regionale Federico Caner, che nei prossimi giorni avrà un confronto con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, porterà all'attenzione di quest'ultimo lo stop al master plan. Ho chiesto di parlare anche del tema dell'aeroporto, devo dire che ho trovato disponibilità da questo punto di vista, quindi a breve ci sarà un incontro perché la Regione è fortemente interessata a sviluppare questo hub, ma con un'attenzione alla sostenibilità, e quindi le azioni che verranno messe, questi 4 milioni di euro per mitigare l'impatto ambientale, è fondamentale anche per la vivibilità delle persone che sono accanto all'aeroporto. Sviluppo turistico che passa anche attraverso gli eventi organizzati in città, dei quali non fa più parte Marco Goldin, fresco di presentazione della mostra evento su Van Gogh in programma ad ottobre a Padova. Auspico che ci sia un rapporto, un dialogo maggiore comunque con Goldin, perché le iniziative che lui ha portato avanti, dobbiamo dire la verità, hanno generato per Treviso importanti flussi turistici, ma insomma anche una ribalta nazionale e internazionale importante. È pur vero che l'amministrazione comunale ha lavorato molto bene sul tema della cultura del turismo in altri ambiti, però credo che l'una non vada contro l'altra cosa. Da qui dunque la speranza di Caner, che è anche un suggerimento all'amministrazione di Cassugana. Recuperare anche i rapporti con Goldin per pensare magari a un domani di ripristinare qualche importante manifestazione con la sua regia. E all'assessore Caner risponde proprio Goldin, ma la sua posizione resta distante da quella del Comune. Caner è una persona che stimo e quindi mi fa piacere che lui dica queste cose. Come si dice, mai dire mai, al di là della facile battuta, bisogna che si aprano delle prospettive che in questo momento mi pare che con l'amministrazione comunale di Treviso non ci siano. L'apertura c'è, ma al momento è solo teorica. È lo stesso Marco Goldin a raccontare di un silenzio durato oltre un anno da parte di Cassugana, silenzio che lo ha portato verso Padova, dove ora si sta costruendo la mostra del decennio, 400.000 visitatori previsti. Van Gogh doveva essere il piatto forte per il capoluogo della Marca, questi almeno gli intenti del 2018, quando tra Goldin e Comune si era rinsaldata una collaborazione che sembrava destinata a grandi risultati. Quanto alle motivazioni del silenzio, Goldin ha una sola certezza. Sicuramente non per motivi economici, perché comunque linea d'ombra, così come fa con tutte le altre città, insomma, si era detta chiaramente disponibile con gli interlocutori, si era resa disponibile a correre un rischio di impresa attorno all'80%. Insomma, un c'eravamo tanto amati che si tinge di giallo, anche perché per il sindaco di Treviso, che non ci sta a passare per l'antimecenate di turno, la motivazione è solo e soltanto economica. Non è sparito nessuno, ovviamente nel momento in cui anche il progetto di Goldin richiedeva delle conferme per iscritto, in quel momento l'amministrazione comunale non aveva alcun tipo di risorsa per poter prendersi degli impegni formali. Le porte della città sono sempre aperte per Goldin, ma per tutti coloro che vogliono fare cultura in città devono esserci le condizioni anche economiche. Motivi economici o che altro, in mezzo alle due verità, ecco il precatalogo della mostra in anteprima nelle mani dello stesso Goldin. E Padova ringrazia. E per noi invece adesso c'è la pubblicità.
90. Treviso. Di nuovo in studio per andare a Vittorio Veneto e aggiornarvi sulla storia del piccolo Renato. È tornato a casa il piccolo Renato dopo 2 mesi e mezzo di ospedale. Il bimbo, nato a fine ottobre, non ha potuto abbracciare la mamma, Maria Louise, morta poco dopo il parto a causa di un tumore scoperto a gravidanza avanzata. Nato prematuro, è stato coccolato da infermieri e medici ed ora è a casa con i 4 fratelli ed il papà Lambert. È tornato anche il piccolo Renato, è tornato 3 giorni fa a casa e lui è il piccolo problema che abbiamo a casa perché dorme di giorno e di notte è sveglio e per me papà è un po' difficile perché sto facendo una nuova vita. Poi la sua voce si incrina in un dolore difficile anche solo da immaginare quando ricorda la moglie. Avevamo tanti progetti insieme, abbiamo fatto tante cose insieme e che a metà strada mi ha lasciato, ma quello che è sicuro è che quello che ci eravamo detto, che ci eravamo promesso, cercherò di portare avanti i nostri progetti. Anche ai suoi figli, ci darò quello che lei aveva sempre voluto da suo figlio. È la nonna materna che sta aiutando in casa Lambert, accudendo anche il piccolo Renato, il 5º figlio della famiglia. 2 mesi davvero difficili, ci racconta. Faticosissimi queste settimane. Io adesso sto cercando di portare un po' di serenità in casa, anche se i bambini fanno molte domande, chiedono sempre alla loro mamma. Io cerco sempre di portarli anche in cimitero per fargli vedere dove si trova la loro mamma. Poi il suo ringraziamento a quanti lo hanno aiutato e sostenuto, a tutta la solidarietà che ha ricevuto e che ha reso un po' meno difficili quei drammatici momenti. A Belluno. Solo l'utilizzo del casco protettivo ha evitato il peggio a un bambino sloveno di 11 anni caduto oggi mentre sciava sulla pista grava nel comprensorio ski Civetta in Val di Zoldo. Sul posto verso le 12 l'elicottero del Su M118 di Pieve di Cadore e i carabinieri sciatori della Valle di Zoldo. Il bambino, che ha riportato un trauma cranico commotivo, è stato portato all'ospedale di Belluno con un codice 2. Al momento del soccorso era cosciente. Riunione straordinaria per il Consiglio provinciale di Belluno questa mattina a Santo Stefano di Cadore, sul tavolo la questione dei vincoli. Abbiamo ribadito attraverso un ordine del giorno la nostra volontà di ricorrere contro appunto questa norma sui vincoli che penalizza questo territorio, che ha bisogno di essere sviluppato e di guardare al futuro con un'ottica sicuramente diversa. Quindi da parte nostra riteniamo questi vincoli inaccettabili e faremo di tutto per combatterli. È un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal cuore del Comelico, dalla sede dell'Unione Montana di Santo Stefano, dove il Consiglio provinciale di Belluno si è ritrovato in via straordinaria, l'ennesimo grido d'allarme che stavolta da politico diventa legale, giudiziario. Anche la provincia di Belluno, accanto alla regione, ricorrerà contro i vincoli imposti da Roma sul comprensorio e che di fatto stanno congelando il carosello sciistico tra Padola e la Val Pusteria, progetto atteso da anni, già finanziato ma stoppato da una burocrazia che sembra non voler conoscere ragioni. In prima fila i sindaci di Auronzo e Comelico Superiore. Bisogna preparare i ricorsi e cercare di far capire purtroppo ai giudici che l'azione che è stata fatta nei confronti del territorio del Comelico e di Auronzo è un'azione assolutamente fuori luogo, assolutamente inadatta e esagerata nei termini. Le persone devono poter vivere su queste montagne, non possiamo diventare sicuramente una riserva o cosiddetto parco giochi per le vacanze di qualcuno, e non è chi vive fuori da questa provincia o chi vive a Venezia o a Roma che ci può imporre come vivere e cosa fare sulle nostre abitazioni. E dal Consiglio provinciale è partita anche la proposta shock di uscire dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, una provocazione per lo stesso promotore. Troppi vincoli, dice, il pericolo immobilismo è concreto. La provincia di Belluno è vincolata per oltre il 55% rispetto al territorio regionale e questo mette in grossissime difficoltà i suoi abitanti su qualsiasi tipo di attività che loro ritengono di svolgere. E sarà Francesca Dotto, soprano trevigiano, tra i protagonisti del concerto di Capodanno alla Fenice, la protagonista di 20 e 10 in studio questa sera con Ferdinando Avarino.
Da Belluno e Treviso è tutto, buon proseguimento, ci sono le previsioni del tempo. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Benvenuti al meteo. Persistono condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo stabile anche mercoledì 15 gennaio e ormai il tasso di inquinamento è davvero molto alto. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio e coperto da nubi basse e da foschie e nebbie localmente fitte e anche persistenti che tratteranno lo smog negli strati più bassi dell'atmosfera, rendendo così davvero scadente la qualità dell'aria. Temperature minime fino a -6 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà nuvoloso e coperto, anche se non mancherà qualche sprazzo di sole, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. E sarà soleggiato invece sul Trentino Alto Adige con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.